Con la cintura o con il manico della scopa, vere e proprie botte quando lei aveva da poco compiuto 10 anni e affrontava anche il disagio psicologico connesso alla separazione dei genitori. È stata la ragazza al compimento dei 18 anni a raccontare del suo difficile rapporto con la mamma. Non ho denunciato prima perché temevo le mie sorelle potessero subire le stesse angherie, ha spiegato la ragazza. I carabinieri hanno provveduto a sentire anche le sorelle e gli altri familiari, raccogliendo alcuni riscontri e decidendo di segnalare la vicenda all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Ogni volta quando ci pervengono segnalazioni o denunce per episodi riconducibili a dissidi familiari, valutiamo attentamente i fatti, approfondendo tutti gli aspetti della vicenda, informando prontamente i servizi sociali. Secondo le forze dell'ordine, la ragazza subiva le violenze dalla madre durante gli incontri previsti dal tribunale che avvenivano a cadenza regolare, appuntamenti durante i quali non le venivano risparmiati neppure gli insulti. Lo scorso ottobre abbiamo raccolto la denuncia presentata dalla ragazzina, abbiamo effettuato le indagini, è emerso un quadro di disagio nel corso del quale abbiamo denunciato per maltrattamenti la madre. Toccherà ora alla magistratura fare chiarezza sulla vicenda e stabilire eventuali responsabilità da parte della madre. Nel frattempo il tribunale ha stabilito che gli incontri settimanali con le altre due sorelle minori dovranno ora tenersi soltanto in luoghi protetti.